Parliamo di rugby. Siamo collegati con Sandro Trevisan, presidente della FIR Veneto. Innanzitutto, presidente, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'ospitalità, grazie. Grazie a lei, presidente. Innanzitutto, ci può fare un riassunto di questi anni come presidente del Comitato Regionale Veneto della Federegbi? Sì, beh, devo dire che sono stati 3 anni perché alla fine questo mandato appunto dura solo 3 anni, che sono stati molto impegnativi, soprattutto per chiaramente il livello del rugby veneto, che tutti i club sono club molto ambiziosi, club che hanno tanta voglia di migliorare e quindi essere il presidente del comitato che deve collaborare e seguire club che hanno questi obiettivi così importanti di crescita ogni anno non è stato sicuramente facile. Assieme al Consiglio ci siamo dedicati fin da subito chiaramente per lo sviluppo del programma che avevamo dichiarato nella campagna elettorale precedente e quindi ci siamo molto concentrati sulla formazione perché ritengo che tutto il movimento, anche per gli anni a venire, naturalmente abbia necessità di continuare a formarsi sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto dirigenziale. Poi ci siamo concentrati sulla, sul miglioramento e l'attenzione verso i club per migliorare anche i campionati ai quali i club partecipano e il servizio, soprattutto sotto questo punto di vista, fare in modo che i club abbiano informazioni e notizie il più veloci possibili, perché chiaramente dopo l'organizzazione di tutte le attività da parte dei club è importante. Devo dire che su questo punto di vista ci abbiamo impiegato un po' di tempo, però penso che alla fine il risultato sia stato un risultato positivo e importante. Poi ci siamo dedicati chiaramente molto alle selezioni, alle attività di lavoro che questo ci incarica la FIR di organizzare per gli atleti potenziali che quest'anno erano le annate 2009-2010 e negli anni precedenti chiaramente 2008-2009 e così via, e abbiamo fatto un gran lavoro con questi ragazzi e ragazze perché lavoriamo con entrambe le categorie e devo dire che tutti i club esprimono un gran livello di qualità dei nostri atleti veneti ed è questo che dopo permette ai nostri club di raggiungere i risultati che raggiungono. E sotto questo punto di vista voglio sottolineare anche che eh, la formazione e la generazione di atleti di alto livello viene fatta in maniera trasversale, indipendentemente dall'importanza e dal livello del club, perché ci sono club anche molto piccoli che hanno generato atleti molto importanti. È per questo che l'obiettivo della federazione è quello di far crescere in maniera paritetica tutti i club, dal più grande al più piccolo, perché tutti sono molto importanti e tutti danno un contributo importante allo sviluppo. Per il rugby femminile chiaramente c'era anche una volontà di World Rugby di crescere e di aumentare l'attività anche a livello giovanile con le 6 nazioni under 20 e delle attività a livello di under 18 e quindi ci siamo trovati velocemente a dover intervenire per fare in modo di far giocare le ragazze che normalmente giocano fino all'Under 16 a 7, iniziare a farle giocare a 15. Quindi lì abbiamo generato un'attività importante di sviluppo e devo dire che anche qua abbiamo avuto grandissime soddisfazioni perché il rugby femminile è cresciuto in questo periodo, da quando abbiamo preso la gestione del comitato, del 39%, che è un numero molto importante, non è ancora un numero sufficiente chiaramente per il rugby femminile, però abbiamo avuto questa grande crescita e soprattutto anche qui le ragazze hanno manifestato grande qualità, grande voglia, grande impegno e i club stessi che hanno le squadre femminili
hanno iniziato a lavorare con la stessa intensità anche tecnico-atletica, sia che col femminile come che con il maschile. Quindi tutti assieme abbiamo fatto dei passi importanti e abbiamo fatto in modo di generare più nuclei squadra, quindi andando a raggruppare nelle varie province e convincendo i club di lavorare assieme, raggruppandoli in modo di generare gruppi squadre e che le ragazze possano fare sempre allenamenti con numeri importanti in modo da potersi allenare al meglio. Poi abbiamo lavorato molto nel rugby sociale, dove praticamente abbiamo creato AB Rugby. AB Rugby è rugby per le diverse abilità sia intellettive, e qui chiaramente in regione noi avevamo già 3 club precursori che avevano iniziato questa attività, che sono Rubano, Mirano e Mira. Però siccome l'intento di FIR era quello di sviluppare questo tipo di attività, e Francesco Grosso, coordinatore di promozione e partecipazione a livello nazionale, ha fatto un protocollo facendo un tavolo di lavoro con tecnici, preparatori atletici e psicologi per capire come lavorare con questo tipo di atlete ed atleti. Dopo il primo anno, tra il 2021 e il 2022, il protocollo è stato fatto, sono stati fatti i primi corsi allenatori e facilitatori, e abbiamo iniziato questa attività lavorando con lo stesso spirito che facendo le feste dell'AB Rugby, come facevamo le feste del mini rugby, abbiamo iniziato a fare le feste di AB Rugby, e quindi raggruppavamo le squadre in 8 domeniche all'anno, praticamente una per mese più o meno di attività, e facevamo questo raggruppamento. Le squadre per il primo anno da 3 erano diventate 5, oggi sono 8, e per il 2024-2025 diventeranno 13 o 14, perché ci sono 5-6 squadre che sono in fase di costituzione. Oggi abbiamo 170 tra atleti e facilitatori. Ricordo che mediamente abbiamo un facilitatore ogni 4-5 atleti, e la cosa bella è che chiaramente all'interno dei club i ragazzi e le ragazze fanno attività come qualsiasi altra squadra del club, quindi frequentano la clubhouse, e quindi c'è un momento di inclusione molto importante all'interno del club. E quando facciamo le feste invece di AB Rugby convochiamo anche delle squadre di under 14 o under 12 che fanno un mini torneo, quindi giocano tra di loro, ma 2 giocano e 2 vengono a fare attività con l'AB Rugby, e quindi anche lì abbiamo un forte momento di Aggregazione. aggregazione e di inclusione, naturalmente. Poi chiaramente per fare tutto questo abbiamo dovuto concentrarci fin dall'inizio sulla ricerca anche di risorse, e abbiamo trovato degli sponsor per il comitato regionale che ci hanno appoggiato e che ci hanno concesso di sviluppare tutto questo extra attività. Quindi questa è così, in linea di massima, tutta l'attività che abbiamo generato all'interno del comitato in questi anni. Per quanto riguarda invece i suoi progetti e programmi per il futuro, soprattutto mi riferisco a Obiettivo 2028, le elezioni FIR 24-2028, di cui lei è candidato consigliere della FIR nazionale, logicamente. Lo slogan, il claim è una squadra, una passione, una meta. Ci vuole descrivere insomma i suoi obiettivi? Sì, ringrazio intanto il presidente Innocenti che mi ha chiesto di partecipare alla sua squadra per il prossimo quadriennio. Devo dire che il lavoro fatto in questi primi 3 anni dalla federazione è stato un lavoro molto, molto importante. Sono state fatte un sacco di innovazioni, sono stati sono stati ritrovati tutti i rapporti politici che erano veramente scesi a un livello
quasi inesistente sia a livello nazionale che a livello internazionale, e questo ha permesso di portare la nostra federazione alla pari di tutte le altre federazioni, sia del Sei Nazioni che di World Rugby. Questo devo dire che è stato un lavoro importantissimo fatto dal presidente Innocenti. Poi chiaramente i risultati, perché lo sport vive di risultati, e quindi i risultati che la nostra nazionale ha maturato, ripeto, in questi soli 3 anni, perché questo ci tengo molto a sottolinearlo, perché il Certo. primo anno è servito sia a noi che comitato regionale, ma anche a livello nazionale, per capire tutto quanto necessitava e programmare tutta l'attività, perché promozione e partecipazione è partita nel 2021, ma i benefici li abbiamo raccolti dal 2022 naturalmente, quindi questo è un tempo necessario. E quindi in questi 3 anni i risultati anche sportivi sono stati veramente eclatanti, direi, perché arrivare a 2 vittorie e un pareggio in 6 nazioni, cosa mai successa, e essere ottavi nel ranking mondiale, devo dire che tutto il movimento deve essere orgoglioso e fiero di far parte di questa federazione. Quello che chiaramente io mi propongo, essendo un candidato che ha fatto 14 anni di club, io sono stato sia presidente del rugby educativo San Donà, quindi ho lavorato con il mini rugby, e sono stato vicepresidente e presidente per quasi 10 anni dell'Amatori Rugby San Donà, raggiungendo anche la promozione nel campionato d'elite nel 2012. Quindi conosco molto bene i meccanismi che servono a un club e tutto quello che un club ha bisogno, quindi mi pongo proprio come figura di sostegno a tutta l'attività dei club e al rugby di base. È chiaro che questi anni di comitato mi hanno aiutato molto nel comprendere, oltre all'esperienza che avevo fatto all'interno del mio club, a comprendere all'interno di tutto il movimento veneto, sia le realtà più piccole di di quello dove ero io, sia le realtà molto più importanti, chiaramente, perché fortunatamente nella nostra regione abbiamo delle realtà molto importanti, e quindi questo mi ha arricchito ulteriormente, ed avere delle idee molto chiare su quello che il nostro movimento necessita. Quindi io mi porrò proprio a sostegno di tutto il movimento. Chiaramente sono stato nominato in questo territorio, che è il territorio del nord-est, perché chiaramente comprende sia il Trentino Alto Adige, le delegazioni del Trentino Alto Adige, che il Friuli Venezia Giulia, oltre che al Veneto. Però penso che il mio lavoro sarà sicuramente impostato a livello, per aiutare tutti i club a livello nazionale. Chiarissimo. E dunque per averci parlato di quella che è stata la sua attività come presidente FIR Veneto e gli obiettivi come candidato a consigliere federale per le imminenti elezioni FIR, ringraziamo di cuore Sandro Trevisan, presidente Federegbi, Comitato regionale Federegbi Veneto, per essere stato con noi. Grazie a voi per l'ospitalità e alla prossima.